Mia figlia è ritornata con noi da Napoli, non l'avremmo lasciata sola a Napoli, quindi è tornata con noi con mezzi differenti, un minimo di conforto di averla vicino. Sarà un problema quando tutto questo da martedì in poi scemerà e ci ritroveremo, insomma, a fare i conti col nostro dolore. Adesso è come vivere, non lo so, è come se stessi vedendo un film, non penso sia capitato a me. Sto vedendo un film fantascientifico perché la cosa che è accaduta, uno sceneggiatore che lo proponesse per un film gli dicono: ma tu sei matto, non può mai accadere. Un dolore composto, la dignità infinita di un papà che piange la sua amatissima figlia. È andato a trovare Chiara Gianfranco Iaconis nella camera ardente che resterà aperta anche lunedì in via Turazza a Padova, dove è continuato il saluto commosso degli amici. Ci sono due canzoni, anche una canzone di Concatera, Un fiore, Chiara. Sì, sì, vogliamo accompagnarla con queste due canzoni. Una è Fiore di maggio perché quando è nata era la canzone, lei è nata a Padova, non è nata sul mare, anche se io sono di Locri, paese della Calabria sulla costa ionica, proprio sul mare, però lei è nata a Padova. Però la nonna le cantava sempre questa canzone e quindi è un po' consolatorio sentirla, ecco. E la seconda, questo splendido omaggio di questo avvocato di Napoli con questa canzone che ci ha toccato e piacerà o non piacerà a me, quando la sento mi commuovo e quindi la facciamo andare sempre, che le faccia compagnia. Una tragedia che ha unito Padova a Napoli, una città incredula piombata nel dolore. Martedì mattina i funerali nella Basilica di Santa Giustina. Alla famiglia di Chiara si stringeranno in tanti, a cui papà Gianfranco affida questa immagine della figlia. Il sorriso. Se pensa a Chiara, pensa al suo sorriso. E approfitto, anzi, lei mi ha fatto ricordare che prima di morire, prima di ricevere, cioè di perdere conoscenza, stava ridendo. E me la immagino che stesse ridendo insieme al suo ragazzo, un ragazzo favoloso. E se penso a Chiara e penso al suo sorriso, era sempre allegra, era sempre quasi che dovesse concentrare in 30 anni una vita intera.